Lungo la riviera del Brenta e precisamente a Dolo troviamo Villa Ducale. Ce ne parla Elisabetta Fogarin. Grazie dell'opportunità di parlare di Villa Ducale, che è una villa gestita dalla mia famiglia, da me e da mio fratello Marco, e si trova nel cuore della Riviera del Brenta, una zona di pregio piena di ville storiche con un naviglio bellissimo che va da Padova a Venezia e noi appunto siamo collocati proprio a metà, quindi vicino a Venezia, vicino a Padova, ma soprattutto nel cuore di questo bellissimo territorio ricco di storia. La villa è una villa ottocentesca che è stata costruita da un'altra villa del 1700 ed è stata costruita dal Conte Rocca per il suo matrimonio. Della proprietà fanno parte, oltre appunto alla villa, anche una chiesetta che è ancora quella del Settecento e un parco, la villa è immersa in un parco di circa 30.000 metri quadrati. So che la villa recentemente è stata restaurata e completamente riarredata. Qual è l'attuale offerta turistica? La villa è un albergo dagli anni 60 circa, ma è soprattutto anche un ristorante, meeting center e quindi a Villa Ducale si possono fare banchetti, tenere matrimoni, ricorrenze familiari, eccetera. Abbiamo un ristorante che è aperto tutti i giorni, quindi con offerta al pubblico non solo agli ospiti dell'albergo, ma anche appunto alle persone che desiderano avere un pranzo, una cena a Villa Ducale. E poi siamo un albergo con 11 camere, quindi piccolino come albergo, ma con delle grandissime camere affrescate, arredate, con dei pavimenti bellissimi, opera degli artigiani del 1800 e del terrazzo veneziano al piano terra, eccetera. Quindi c'è molta venezianità nella nostra villa, ci sono poi specchi lampadari di Murano che si rincorrono in tutte le stanze e quindi sì, è un po' un pezzo di Venezia in terraferma. La collocazione geografica permette a chi soggiorna da voi di godere delle bellezze del territorio. Certamente, essendo appunto nel cuore della Riviera del Brenta, siamo anche nel cuore del Veneto, della nostra regione, e facilmente possiamo raggiungere Padova, Venezia, Treviso, Verona, eccetera. Quindi direi che è un buon punto di partenza per conoscere il Veneto e le città, ma anche tutto ciò che sta fuori dalle città, perché ricordiamo che il Veneto è ricco di piccoli centri, di piccole realtà, ma molto, molto belle, molto significative. E ovviamente è il punto ideale per conoscere la Riviera del Brenta, che come dicevo è questo luogo magico con centinaia di ville che si affacciano al Naviglio. Noi abbiamo anche un approdo proprio sul Naviglio, in fronte alla villa, e dove appunto se si arriva in barca ci si può fermare e venire a pranzo oppure soggiornare da noi. Non ci rimane che invitare tutti a venire a soggiornare da voi. Certamente, noi appunto attendiamo chi desidera fare un'immersione nella storia e vivere in una villa come un amico, come un ospite però di privilegio e quindi aspettiamo chiunque voglia fare questa esperienza a Villa Ducale. Grazie Elisabetta e invito appunto tutti a raggiungere Villa Ducale a Dolo lungo la riviera del Brenta. Grazie Alex e grazie a chi verrà a trovarci.